Al via la prima edizione del premio Città di Aragona, oggi riuniti qui in conferenza stampa per la presentazione. Parola al sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Sì, oggi al via della prima edizione Aragonesi nel mondo. Io voglio ringraziare l'Associazione Aragonesi nel Mondo con a capo il presidente dottore Vincenzo Di Giacomo e tutti i soci per questa bella iniziativa che come amministrazione comunale abbiamo subito sposato. È un'iniziativa importante che riconosce a tutti gli aragonesi che fuori dal proprio paese sono riusciti a distinguersi e dare questo riconoscimento, farli tornare sul proprio territorio è una cosa importante personalmente per chi sarà insignito di questa onorificenza, ma anche per i giovani e per la collettività. Ecco, è un segnale forte che fa capire che con impegno e dedizione si può crescere e si possono avere risultati al di là delle appartenenze. Quindi un premio che intende, onorare le eccellenze aragonesi nel mondo. Chi sono quest'anno le personalità aragonesi insignite di questo premio? Le personalità insignite sono Sua Eccellenza il Vescovo di Savona Calogero Marino, Luigi Galluzzo, giochellista di TGCOM 24, Giovanni Falzone, noto jazzista di fama mondiale, e Sabrina Scarito, una ragazza che è andata via di Aragona, è andata a studiare fuori e oggi è docente all'Università della Luis di Roma. Sarà un evento che è la prima edizione, ma una lunga serie, quindi queste saranno a cadenza annuale. Ci saranno tanti altri, perché Aragona è un paese che ha tantissimi emigrati, ma fortunatamente tra questi emigrati ci sono molte personalità, molti giovani e molte persone che si sono distinte, e quindi noi vorremmo continuare a insignire di questa onorificenza a tutti quelli che si sono distinti, che sono aragonesi e che comunque possono apportare un contributo alla collettività per far capire ai giovani e alle future generazioni che con impegno si può. Ricordiamo quest'anno che un premio speciale andrà alla memoria di Angelo Graceffa, noto ortopedico aragonese, tragicamente scomparso la scorsa estate. Sì, questa è una cosa che va fatta, perché Angelo era un ragazzo semplice, ma nel contempo un ragazzo che si era fatto strada, che era diventato un punto di riferimento e che, voglio dire, ormai era conosciuto non solo in Sicilia ma anche in Italia per la sua bravura, la sua professionalità. E quindi è giusto ricordare uno dei figli migliori del nostro paese. Cavaliere Vincenzo Di Giacomo, presidente Associazione Aragonesi nel Mondo. Primo fautore, possiamo dire, del premio Città di Aragona, che quest'anno debutta per la prima volta nella città di Aragona. Sì, in effetti diciamo che è il primo premio, e che attorno anche a questo premio non è che sia solo il presidente, c'è praticamente la volontà soprattutto anche del sindaco, di tante altre persone, il segretario, tante altre persone che collaborano per questo premio, perché non è così semplice come a volte si pensa. C'è una giuria che Aragona è un paese oggi che va verso lo spopolamento, ed è quello che noi vogliamo cercare di un po' di tamponare. Di Aragona nel mondo ne esistono tanti, perché i nostri concittadini ormai hanno popolato quasi, non dico l'universo, ma mezzo universo, cioè li troviamo veri e propri paesi in Canada, in Belgio, in Germania, ovunque. E quindi abbiamo voluto anche approfittare da Agrigento capitale della cultura, perché anche noi abbiamo capito che senza la cultura non si va da nessuna parte.
Siamo qui con la dottoressa Testoni, capo ufficio di gabinetto e amministrazione comunale Agrigento. Un commento sul premio Città di Aragona. Queste sono delle iniziative che vanno sostenute e questa è una delle ragioni per la quale il commissario straordinario, il dottore Bologna, non ha avuto nessuna esitazione a concedere il patrocinio. Le competenze, l'esperienza vanno valorizzate, vanno stimolate, bisogna fare un lavoro di aggregazione per incentivare chi si spende per il territorio, chi comunque con il proprio lavoro arricchisce e rappresenta un tassello comunque importante. Un sostegno, comunque un incoraggiamento, io ritengo debba essere dato da parte di tutte dalle pubbliche amministrazioni ai giovani che posseggono delle competenze che noi che siamo dentro le pubbliche amministrazioni non abbiamo più, perché il mercato del lavoro si è radicalmente trasformato e quindi sui giovani bisogna avere un'attenzione particolare per coinvolgerli, per stimolarli e per far sì che loro non vadano via, ma che far sì che loro possano rimanere